C'era una volta in laguna il motoscafo in legno, niente colori shock o rivestimenti in plastica. Ma le cose sono cambiate nei canali di Venezia ed ora a farla da padrone sono motoscafi e taxi multicolore, gialli, rossi o grigi e bianchi. Ma questo all'assessore alla mobilità Ugo Bergamo non piace, tanto che ha deciso di affrontare il problema proponendo di mettere mano al regolamento. L'aggiunta, necessaria secondo Bergamo, dovrebbe indicare con precisione i canoni estetici ai quali i motoscafi in servizio pubblico dovrebbero attenersi per uniformità e rispetto delle tradizioni cittadine. A Londra sono neri, a New York gialli, a Barcellona gialli e neri, a Hong Kong verdi, blu o rossi in base alla zona. Solo a Venezia non esiste un vero e proprio regolamento che fissa per i taxi precisi caratteri estetici. Le 25 nuove licenze rilasciate quest'anno hanno infatti permesso la circolazione a motoscafi di ogni colorazione, blu, marrone o variopinti, alla faccia del decoro cittadino e del rispetto delle tradizioni. L'anno scorso erano un numero isolato, tanto da stupire per la loro particolarità, ma in questi mesi c'è stato un vero e proprio boom di colori che sfrecciano in Canal Grande e Bacino San Marco. I vecchi motoscafi Lustrofin, in caldo legno ecologico, smaltibile e di produzione locale, sono stati messi a riposo ed ora impazza la vetroresina colorata. Chissà se con il futuro regolamento auspicato da Bergamo i proprietari di nuovi motoscafi colorati dovranno armarsi di vernice bianca e spennellare lo scafo. Per ora però ogni colore di vostro gradimento può circolare liberamente.